Beniamino Boscolo, ente bilaterale Veneto Friuli Venezia Giulia, consulente. Roberto Zanardo, appartengo all'associazione Lepido Rocco di Motta e Vivenza. Carlotta Rovesti, Project Assistant di ENAIP Veneto. Marco Palazzo, direttore dell'ente bilaterale Veneto Friuli Venezia Giulia. Giulio Montresor di ENAIP Veneto Isola della Scala, docente di cucina e tutor formativo. Sergio Serena, coordinatore area adulti imprese di Vicenza. C'era poca conoscenza, poco utilizzo. Era un grosso punto di domanda. Il sistema duale sinceramente non lo conoscevo. Ho visto un po' di criticità, non riuscivano bene a capire che cosa fosse il progetto e quindi non riuscivano neanche a capire la sua utilità. Il primo tavolo di lavoro di giugno è stato importante. È stato un momento di grande curiosità verso un sistema nuovo. La possibilità di collaborare con delle persone che non avevo mai conosciuto, di altri enti. È stato interessante cominciare a lavorare innanzitutto fra soggetti diversi. Presentare una novità, un'innovazione su quello. Il modello tedesco sul sistema duale è un po' studiato da mezzo mondo. È bellissimo per scoprire il sistema duale. Era interessante vedere cosa poteva essere studiato e preso in Germania e trasferito nella nostra regione. Le aziende tedesche ritengono la formazione centrale, sono parte integrante della formazione, sono il motore della formazione. Andare a toccare con mano quello che è un modello che funziona è stato preziosissimo. Ha fatto sì che il gruppo potesse legarsi anche da un punto di vista non solo professionale ma anche umano, personale. Oltre ai chili, vedere le aziende ristorative tedesche come lavorano. Ho cominciato a vedere la luce e a capire di cosa si stesse trattando e che deve essere un progetto con grosse potenzialità. Il BIB, dove lavora la collega tedesca Sara. Un gruppo di lavoro che ha lavorato bene. Un sistema coordinato tra il sistema pubblico e il sistema privato, dove il ruolo centrale è l'apprendista. Un sistema che funziona. Nonostante il modello tedesco parta da fondamenta completamente diverse da quello italiano, in fondo, soprattutto quando abbiamo parlato con le aziende, vorrei quasi dire che ogni mondo è paese. Andare a codificare quello che io, impresa, faccio tutti i giorni non è cosa facile. Ecco perché ci serve uno strumento utile per aiutare le aziende e quindi i tutor aziendali a far bene la formazione all'apprendista che entra magari per le prime volte nel mondo del lavoro. L'obiettivo di avere un piano formativo quadro è quello di fare sì che le competenze siano standardizzate e condivise da tutti, a prescindere da dove l'apprendista è stato formato. Va oltre l'ente stesso. È utile per l'azienda perché si dà un'indicazione base dell'attività di lavoro che già fanno ed è descritta nei minimi dettagli. Che ha una grossissima potenzialità. Quando un'azienda, anche piccola, prende in mano il documento che abbiamo elaborato, non abbia bisogno di qualcuno che glielo spiega. Nel senso... Sicuramente imparare facendo è diverso che imparare leggendo, studiando. L'azienda è sempre stata, oserei dire dal Medioevo, un luogo di formazione. Imparare lavorando, secondo me, dal mio punto di vista, è ottimale. Formi i ragazzi a 360 gradi. Più sensi, non solo la vista ma anche l'udito, il tatto, anche l'olfatto per i cuochi magari, e anche sbagliando, perché sbagliando si impara, non lo dico io, ho detto. No, io ritengo che la formazione di tutor aziendali sia il perno centrale. Che sia importante coniugare la formazione con l'ambiente di lavoro, questo è risaputo. Coordinarsi con la scuola per arrivare a dei contenuti comuni e che siano legati al momento che sta vivendo il mercato del lavoro.
Sviluppare un allievo o più allievi a loro forma ed immagine. Perché può diventare un'azienda formativa riconosciuta nel territorio e quindi Tutor aziendale deve essere un tutor qualificato che fa un corso di formazione, che ha un attestato, e in futuro dovrebbe essere solo l'azienda certificata a poter accogliere l'apprendista. Arrivare alla fine del percorso formativo fatto principalmente con la scuola ma fatto già in azienda, ad avere già delle competenze formate. La qualifica che si ottiene nel mondo utilizzando il metodo duale ha una valenza maggiore rispetto a quella ottenuta sulla scuola, perché non è solo teorica ma fondamentalmente è pratica. Quando assumono un apprendista o un lavoratore possono avere delle certezze sul fatto che l'apprendista abbia determinate competenze. Vedo un progetto attuabile. Si colmerebbe un gap interessante, trovino delle modalità semplificate per avvicinare il tema della formazione alla piccolissima impresa, che oggi è spaventata dalle carte, dalla burocrazia. Deve entrare a sistema, a regime, un circolo virtuoso che potrà produrre benessere anche per l'Italia stessa. che le modalità non sono più quelle dell'esperienza molto conosciuta dello stage. È cambiato nel senso che io avevo visto il sistema duale sempre molto dal punto di vista delle aziende e del mondo del lavoro, meno dal punto di vista dei centri formativi e della scuola. E sicuramente è stata un'esperienza eccitante. Tutti i centri comunque stanno sperimentando il sistema duale, il fatto di lavorare insieme l'hanno vista come un'opportunità, come un arricchimento reciproco invece che un motivo di competitività. Allora, il lavoro fatto dal progetto FIT è stato sicuramente un lavoro proficuo. Siamo i primi tra l'altro come modello da seguire sperimentale in Italia e quindi abbiamo anche una responsabilità. È cambiata la consapevolezza che si può fare in Italia. La strada a mio avviso è molto lunga. Ci sono ancora molti passi da fare. La strada è ancora in salita perché è una questione di mentalità. Bisogna cambiare la cultura. La possibilità di avere il tempo di realizzarlo e di farlo spiegare, farlo entrare nelle teste anche degli imprenditori italiani. Ma più semplici riusciamo a fare sì che siano gli strumenti che andiamo ad utilizzare e più concentriamo l'attenzione delle aziende sul tema formativo e meno sull'aspetto burocratico. Corresponsabilità e un coprotagonismo nei risultati che si riescono a raggiungere. Allargare ad altre figure professionali la sperimentazione che abbiamo iniziato con il progetto FIT, che era solo sulla ristorazione. Quando si tratta di sperimentare, in primis siamo noi chiamati a dare un po' di innovazione e quindi a rimetterci in gioco. C'è stato molto lavoro alle spalle, quindi sicuramente c'è un bel carico. Dobbiamo però essere positivi e soprattutto supportare le aziende e questa nuova sperimentazione, questa nuova avventura. Quindi ci credi? Assolutamente sì, se no non saremo qua.